I tempi per gli sfondamenti, non eravamo un po' lontani, si sentiva male sulle tre varianti. I tempi poi diciamo, il responsabile qua li sta declinando. Noi entro maggio intendiamo fare tutti i movimenti. La data giusta non ce l'abbiamo, però i tempi a maggio riusciamo a fare gli sfondamenti. Che cosa esattamente succede a maggio? No, adesso dobbiamo aprire questa tratta e quindi a maggio lo facciamo. E TAI invece? TAI dove siamo arrivati? TAI siamo in maniera analoga, ma la galleria è più lunga, quindi quello che succede a maggio qui, e cioè che si vedrà la luce da una parte all'altra della galleria, a TAI si vedrà dopo circa 30 giorni. Ok, quindi fine giugno? Diciamo fine giugno, tutti e due i cavi saranno percorribili dai mezzi di cantiere naturalmente, e questo ci dà una proiezione su quello che poi succederà nei mesi successivi, che sarà lavorare molto velocemente sui calcestruzzi, le calotte e gli impianti tecnici che servono per poi aprire le opere, che è il nostro obiettivo fondamentale, aprire al traffico il prima possibile. Tutte e tre? Tutte e tre Compresi. naturalmente. Certo. San Vito non ha gallerie, ha altri temi naturalmente, però l'impegno è per tutti e tre naturalmente. L'obiettivo è quello, quindi poi per me è un ritorno, perché io ricordo alcuni volti dei vostri, è emozionante perché avendo raggiunto l'obiettivo dei mondiali di sci di Cortina come commissario, ripetere questa performance per me è molto interessante. Adesso allora lo facevo commissario, oggi lo faccio come amministratore delegato di ANAS, peraltro dal 6 di marzo, quindi sto imparando le cose velocemente. Fortunatamente abbiamo i nostri responsabili territoriali che sono preparati e conoscono ovviamente la zona. Ettore è ovviamente quotidianamente a disposizione, quindi la battaglia la conduciamo. Al ministro devo dire che è molto attento e diciamo non settimanalmente ma ogni 15 giorni gli riportiamo gli stati avanzamenti dei 32.000 km che gestiamo, che non è una banalità, quindi questo è. Il Ministro ha detto che l'obiettivo è avere le tre opere olimpiche pronte per la prossima stagione invernale, quindi non solo per le Olimpiadi prima. Allora, noi entro l'anno contiamo di finire le opere che non saranno definitivamente completate perché le rifiniture, chiamiamole così, avranno bisogno ancora di tempo. L'obiettivo è far transitare il traffico, che è già un sollievo sia per la popolazione che ovviamente per i turisti che speriamo arrivino in massa. Voi avete partecipato oggi alla conferenza di servizi, nelle vecchie riunioni era presente anche ANAS con dei tecnici,